del Comendone Veneziano, siamo in Argentina, Gran Premio Red Bull della Repubblica Argentina. Vai Fiori. Purtroppo, ultimo posto in qualifica, Fiori. Brutti passi indietro rispetto all'altro anno, che sono arrivati terzi alla fine. Ho rischiato di fare anche la pole. Quest'anno malissimo. Sicuramente questa non è una gara Honda, però dobbiamo svegliarci, deve buttarsi all'interno. Scusate, ho buttato Giovino, vabbè dai, non lotta per il titolo, quindi tra virgolette ci sta. Dovevo buttarmi veramente come un pazzo per recuperare. Ok, siamo undicesimi, ho fatto una partenza sublime, peccato per la sbavatura Vinales, ma in tutta onestà non potevo fare nient'altro, cioè non potevo fare altrimenti, Fiori. Non potevo fare altrimenti, poi vabbè, quelli che non lottano per il titolo, sti cazzi, quindi arriva Escargot in mezzo, si mette in mezzo. Escargot quante posizioni ha guadagnato? Settimo posto, 7th place. Quello che non ho fatto in qualifica lo sto contemplando in gara. Non so, sto sparando cagata a nastro qui, scusate. Bisogno di punti anche qua, però. Madonna che curva. No, questa è una delle più belle curve del Cume. Una delle più belle curve della storia del Cume, Fiori. Mamma mia. Fiori. Qualcosa di epico fino adesso, eh. Una delle rimonte più mostruose del Cume, in una gara che è strasfavorevole. Oddio, qua proprio ho sbagliato tutto quello che potevo sbagliare. Lorenzo è caduto, ma non è colpa assolutissimamente mia. Lorenzo cade. Cade anche Lori. Sta succedendo di tutto in sta gara, Fiori. Sta succedendo di tutto. Dopo concagliamo la moviola e vediamo il moviolone per capire. Vedo che i ragazzi qua veramente cadono come merda, mamma mia. Dai, Cume, dai, però. Ho bisogno di arrivare almeno quarto. Ozzo, buttati a sandwich. Questo è un sorpasso micidiale. Che però non va in porto, peccato. Come sto rischiando, mi volete pazzo e io sono crazy. Questo è il vero crazy Cume. Mamma mia che interno! Ho rischiato troppo, ho esagerato. Ho esagerato, ma porra, ho voluto esagerare. Assassino Cume. Ah. Il Cume ha leggermente esagerato. Ho esagerato, è giusto così. È giusto così, ho provato il miracolo, raga, ho provato. Ho provato il miracolo, è andata male. Nono posto, cazzo. Vai dentro, vai dentro. Come tiene la posizione. Attenzione ai problemi per Tarallucci. Godo, really good. Vuoi dare una posizione. Bene, bene, bene. Molto bene, raga, molto bene. Ecco, ragazzi, c'è un sogno. Cerca di finire la gara. Ragazzi, questo sogno, mamma mia, crazy. Oggi è veramente crazy allo stato puro. Mamma che scodata. Prossima gara in Spagna, a Jerez, dove l'altro anno mi sono ritirato per un problema tecnico, ero al terzo posto, me ricordo. Poi chiudiamo ottavi.
Quindi se Jerez non ci ritiriamo, siamo comunque con più punti rispetto all'anno scorso che abbiamo vinto il titolo. Finisce la gara, una gara incredibile, pazza, crazy Cuba. Non me ne sto sbagliando anche alla fine, mamma mia. È andata, andiamo a vedere se volete l'incidente che ha coinvolto Jorge. Vediamo. Mentre i protagonisti... Reply. Dai però. Cerchiamo di capire. Ok, bravo qua il Kuma. Eccolo qua. No. Allora, la telecamera qual è? Ok. Torniamo indietro. Ok. Vai, 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 vai. Allora. Piano. Allora, vediamo chi è davanti. È davanti Lorenzo in realtà in questo momento. Piccolo contatto. E rimane. Rimane in piedi nel primo contatto, attenzione. E nel secondo... No, proprio cosa succede? Ma che cazzo? Ma da solo è caduto. Non capisco dov'è il contatto. Allora. Lorenzo, eccoci qua. Allora, vediamo. Lorenzo. Non c'è contatto qua. Ah, qua leggermente... Boh. Veramente, cazzi di Lorenzo, sinceramente. Vabbè. Insomma, moverone del Cumendone è andato. Gara onestamente negativa perché siamo stati ottavi purtroppo. Lorenzo è caduto un'altra volta, quindi Lorenzo è proprio crollato 22esimo. La classifica vede Marquez primo, noi secondi, siamo tutti là, dai, insomma siamo ancora tutti là. Siamo appena a 3 gare. E niente, abbiamo visto anche il movirone comendiano dove l'incidente alla fine è stato un primo contatto senza problemi. Nel secondo lui era dietro, ho preso la mano forse e l'ha scivolato. Quindi mi sembra assolutamente un incidente di gara. E invece il mio incidente era coglionazzo. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!